I soldi si cercano a strozzo, dagli usurai, che in Italia sono un esercito di almeno 800.000 persone. Sfuggire a loro è spesso impossibile. Queste due vecchiette saranno veramente ricche, come si dice in paese? Ecco, Cristiano Melis, 22 anni, è dunque in carcere dal 25 settembre con l'accusa di duplice omicidio di Mariuccina e Vittorina Piano. Le indagini però sono ancora in corso, il processo non è stato ancora fissato ed è quindi d'obbligo essere estremamente prudenti perché una verità ufficiale non c'è ancora. E vorrei chiedere adesso all'avvocato Francesco Onnis, che è appunto il difensore di Cristiano, se il suo assistito è reo confesso. Intanto lei mi consentirà di dire che ho voluto essere presente qui rispondendo al suo invito cortese, anche e forse soprattutto per rendere omaggio alla memoria di queste due sorelle, che conoscevo da prima della tragica fine che hanno avuto e che certamente non meritavano e che hanno meritato per questo paese, e anche per dire che mi legano a questo paese dei sentimenti di affetto e tanti ricordi. Per quanto riguarda la sua domanda, io vorrei subito premettere che lo spirito di questa trasmissione mi pare certamente azzeccato. L'approfondimento è sempre utile e può essere necessario. Bisogna farlo però muovendo da un presupposto, che oggi non si può parlare di responsabilità di Cristiano Melis o di altri, si possono soltanto utilizzare delle notizie attinte dalla stampa. Si può anche osservare che se la stampa avesse esattamente riportato queste notizie, se per esempio fosse esatto che l'indagato Cristiano Melis avrebbe reso una qualche dichiarazione confessoria o ammissiva, quella dichiarazione potrebbe non avere nessuna rilevanza nel processo penale. Io ho letto sui giornali per esempio che lui ha detto volevo solo rubare, sapevo che erano fuori Sardara, poi invece mi hanno scoperto, ho perso la testa e le ho uccise. Ecco, io non posso né confermare né smentire che queste dichiarazioni siano state rese. Vorrei però che l'attenzione un attimo si soffermasse sulla eventuale sanità mentale di chi in ipotesi avrebbe commesso questo delitto. Più che chiesta è stato lo stesso giudice che con molto senso di responsabilità, valutando la enorme sproporzione fra il fatto e l'ipotetico movente, ha ritenuto che chi non era completamente capace di intendere e di volere, o chi era incapace di intendere e di volere soltanto, potrebbe aver consumato questo delitto. Ecco, la ringrazio. È vero anche che il suo assistito per finanziare la sua attività commerciale era una macelleria, si era un po' indebitato con un usuraio? Questo lo posso assolutamente smentire. Si tratta di una delle diverse notizie conosciute sulle prime che non trovano assolutamente riscontro nella realtà. Ecco, se io potessi dare un suggerimento, siccome ho sentito prima escludere una ipotetica via, una ipotetica spiegazione del delitto, direi che purtroppo il mondo della droga non è distante da questo delitto. Ho capito. Pusceddu però sei un po' chiamato in causa perché ho letto su uno dei tuoi articoli di 15 milioni presi in prestito dagli usurai. Questa qui era la prima ipotesi fatta dagli inquirenti? Esatto, era un'ipotesi fatta dagli inquirenti.
Quindi noi l'abbiamo presa buona perché ci fu una conferenza stampa dove gli inquirenti ci presentarono tutto il caso. Ecco. Niente di, almeno questa è stata la posizione degli inquirenti, noi l'abbiamo riportata come ci è stata detta. Ecco. Il processo evidentemente, quando ci sarà al processo noi ne sapremo tutti di più. Io voglio solo far notare però che questo fenomeno dell'usura, del denaro preso a strozzo è ormai diventato una vera e propria piaga sociale. Pensate che a Napoli il 6 dicembre, cioè solo 3 giorni fa, sono state arrestate 2 bande di usurai che ricattavano centinaia di persone alle quali avevano prestato denaro in contanti con interessi fino al 130% in 6 mesi. Pensate che a Roma, il questore di Roma, Umberto Improta, nell'agosto scorso ha detto che a Roma ci sarebbero 40.000 strozzini. Pensate che la polizia stima in 800.000 questo esercito di strozzini in Italia, con un giro di denaro di 40.000 miliardi di lire, praticamente 2/3 il bilancio della Fiat, e che almeno 4 milioni di italiani fanno ricorso agli strozzini e subiscono i loro infami ricatti. Sono dati veramente sconvolgenti, ma magari ne riparleremo più tardi, perché adesso io vorrei parlare della reazione di Sardara, di quello che Sardara ha fatto dopo il duplice omicidio delle 2 sorelle Piano. Cerco di incunearmi per andare vicino al sindaco. Angelo Mascia, buon pomeriggio. Ecco, io so che a Sardara la città, i suoi rappresentanti in agosto non sono andati in ferie ed hanno promosso una grande assemblea popolare proprio nella piazza da dove adesso, detto tra noi, è in collegamento. Perché avete fatto questa assemblea? Non siamo andati in ferie e chi c'era è rientrato. Abbiamo fatto questa assemblea dopo aver il giorno prima partecipato tutti assieme ai funerali, non solo per manifestare la solidarietà del Paese nei confronti della famiglia, ma soprattutto per cercare di capire, cioè perché in un paese tutto sommato tranquillo, sebbene abbia i 1000 problemi che hanno tutti i comuni come il nostro, perché è successo questa cosa? Ci siamo interrogati pubblicamente tutti quanti assieme in una grandissima assemblea su questo problema. Vorrei chiedere un attimo a una sua collega al comune se gli anziani sono molti qui a Sardara e se sono assistiti dalle strutture pubbliche oppure sono soli e indifesi come succede spesso al nord. Beh, Sardara ha un 30% di popolazione anziana che è assistita sia a domicilio che in un centro diurno e notturno, quindi diciamo che sostanzialmente sono abbastanza seguiti in tutto e per tutto, non c'è un problema di abbandono dell'anziano. C'è soprattutto la struttura della famiglia? C'è ancora un tessuto familiare molto forte dove l'anziano vive tranquillamente e serenamente. Ecco, Sindaco, qual è la principale decisione presa dopo l'Assemblea Popolare? Ma in quell'assemblea decidemmo di costituire un organismo che abbiamo chiamato l'Osservatorio sul disagio sociale, che avesse il compito di scavare, non di fare delle indagini perché questo spetta ad altri, ma di capire qual era la realtà che permetteva che simili fatti o altri fatti accadessero, cioè di scavare nel malessere sociale che purtroppo colpisce anche il nostro Paese. La risposta è stata eccezionale, a Sardara c'è un largo tessuto di associazioni, moltissime delle quali tutte praticamente fanno parte di questo osservatorio. Qui tra di noi ce ne sono alcuni. Un attimo la interrompo, volevo sentire il Sindaco. Secondo lei questo episodio si inserisce in una cultura della violenza o no? Preside? Preside, è vero. Sì, grazie. No, senz'altro no, cioè dopo il primo momento di stupore, chiaramente, come diceva il Sindaco, e ci siamo interrogati su quale poteva essere la causa, la matrice. E siccome io a Sardara ci sono già 10 anni, ho un contatto diretto, continuo, con le famiglie, con i ragazzi, ho avuto l'impressione, cioè la mia idea è che Sardara sia un paese molto tranquillo. Certo, anche qui c'è un malessere sociale, ma è un malessere che interessa tutta l'Italia e dovremmo dire che qui anzi si sente in misura molto ridotta. Quindi per rispondere alla sua domanda, senz'altro non è frutto di una cultura della violenza che a Sardara non esiste. La ringrazio, però un malessere sociale quindicello, dicono tutti. Sardara evidentemente non è diversa dalle altre cittadine italiane, ma prima di trarre però delle conclusioni sul
caso di oggi. Vorrei sapere se per caso dalle Studio 3 di Roma c'è qualche dettaglio poco chiaro, oppure se ci sono interrogativi, domande alle quali possiamo rispondere qui da Sardara. Sì, no Piero, devo dire di poco chiaro nulla, è stato tutto chiarissimo, però una domanda desidera rivolgertela a Fabrizio Frizzi. Bene. Più che una domanda è un commento, intanto avete sviscerato, intanto salutiamo Piero Vigorelli e tutti i signori di Sardara. Ecco, la partecipazione, credo, da parte di tutta la comunità al dramma di queste due donne è evidente ed è molto importante, cioè nessuno si è tirato indietro, lo commentavamo qui nello Studio 3, nessuno si è tirato indietro di fronte al dramma di queste donne e anche di fronte a quello che c'è dietro, che poi chissà cosa c'è, abbiamo sentito un po' di tutti i colori, anche se insomma, la cosa definitiva non si è ancora scoperta, o almeno non si sa ancora perché il processo dovrà avvenire. Ecco, di un osservatorio abbiamo sentito parlare e mi sembrava un argomento interessante, magari più tardi anche altre persone dicevano che era interessante approfondire, cioè volevano saperne di più sull'osservatorio. Sono portavoce della voce degli ospiti. Dello studio degli ospiti. Volentieri, ti rispondo subito, naturalmente faccio parlare i protagonisti, per esempio Olla mi pare, Piero Olla, cos'è questo osservatorio, quanti siete, che cosa avete fatto? L'osservatorio è composto da una quarantina di persone momentaneamente, è aperto naturalmente al contributo di tutti i cittadini di buona volontà. È nostro interesse, nostra intenzione cercare di studiare più a fondo quali sono le cause di questo malessere sociale e soprattutto intendiamo attivarci per creare gli organismi, le strutture, le iniziative necessarie a fare in modo che soprattutto i giovani di Sardara vengano interessati e occupati soprattutto nel tempo libero, cercare di incidere in modo particolare anche dal punto di vista educativo. La ringrazio, sento ancora Paolo Loi perché io so che lui si occupa soprattutto del disagio giovanile. Mi pare che qui a Sardara come altrove ci sono due grossi problemi, uno è quello di una mini diffusione di sostanze stupefacenti e l'altro è quello che i giovani non riescono a trovare crediti per diventare imprenditori e spesso sono disoccupati, è giusto? Sì, per certi aspetti è giusto, ma questo anche perché ci sono delle carenze riguardo di questi problemi. Io vorrei correggere un attimo una cosa, io faccio parte di un'associazione che opera a Sardara come tante altre, tant'è vero che a Sardara siamo circa 20-25 associazioni. Cioè a Sardara ci sono 25 associazioni? Sì, tra sociali, culturali, gruppi folcloristici e via dicendo. Quindi è una cittadina molto attiva da questo punto di vista. Sì, che riesce, tra l'altro, per via del numero delle diverse associazioni, che riesce appunto a conglobare un numero molto alto di persone. Quindi questo riesce a, come si può dire, a dare anche un senso al lavoro che fa sia l'osservatorio e alle diverse associazioni che partecipano. La ringrazio e mi sembra molto interessante questa vitalità di questa cittadina, penso che Fabrizio sarà soddisfatto della risposta, no? Sì, grazie, anche gli amici dello studio. Anche gli amici dello Studio 3, Piero. Grazie. Ecco, allora io vorrei concludere dicendo che Sardara, come avete capito, è rimasta molto sconvolta da questo duplice omicidio, che è una vicenda straziante, una storia di infame violenza che ormai si ripete ogni giorno nelle grandi e nelle piccole città italiane e che colpisce le vittime più facili per i nuovi delinquenti, e cioè gli anziani. Pensate che solo il 30% delle oltre 2 milioni di persone che sono state scippate l'anno scorso avevano più di 65 anni di età. Ecco, vorrei concludere proprio così con un ricordo che qui a Sardara è anche stato fatto delle sorelle Mariuccina e Vittorina Piano, che certamente con questa trasmissione il ricordo è più caro e un po' tutti, non solo qui a Sardara, abbiamo imparato a volerle un po' più di bene. Ecco, io penso che di chiudere il collegamento, però prima di farlo vorrei sapere se c'è qualche altra domanda. Beh no, io direi che siamo veramente in conclusione con il collegamento su questo caso, se non chiederti dove sarai domani, Piero, e quale sarà il caso in cronaca che affronterà Detto tra noi. Sì, domani sarò a Cagliari per mantenere una promessa di Detto tra noi, perché voi ricorderete che il 9 aprile scorso ero a Cagliari con la mamma di Gisella Orrù, una bambina di 16 anni rapita, seviziata, violentata e uccisa la sera del 29 giugno di 2 giorni fa a Carbonia.